L'Italia chiede aiuto a Palermo per alimentare il proprio sogno mondiale. La nazionale azzurra scenderà in campo questa sera allo stadio Renzo Barbera per affrontare, nella gara con inizio alle ore 20:45, la Macedonia del Nord, nel primo incontro valido per i playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo, in programma in Qatar nel prossimo autunno. I campioni d'Europa in carica non possono più fallire in quella che è un'autentica gara da dentro o fuori. Chi vince resta in corsa per andare ai mondiali e affronterà martedì la vincente del match tra Portogallo e Turchia, mentre chi perde va a casa. Un match dunque assolutamente da non sbagliare anche per riscattare le ultime gare ufficiali, in cui sono arrivati, per i ragazzi allenati dal commissario tecnico Roberto Mancini, due deludenti pareggi, il primo a Roma contro la Svizzera, il secondo in Irlanda del Nord. Ma c'è nel clan azzurro tanta voglia di fare bene in uno stadio che dopo 2 anni di restrizioni e limitazioni a causa del Covid sarà per la prima volta tutto esaurito. Sono ben 32.000 infatti gli spettatori attesi in un impianto che storicamente porta bene all'Italia, visto che a Palermo, nei 15 precedenti disputati alla favorita, sono arrivati ben 13 successi e una sola sconfitta, quest'ultima datata 1994 contro la Croazia. Dunque, il mix dato dalla tradizione favorevole su un terreno di gioco come quello palermitano e dal consueto calore che il pubblico siciliano può dare ogni volta che la nazionale scende in campo, può rappresentare un'arma in più per una compagine che si presenterà questa sera con la migliore formazione possibile. Tra i pali ci sarà come di consueto Donnarumma, a cui protezione sulla linea difensiva a 4 ci saranno gli esterni Florenzi a destra ed Emerson a sinistra e i centrali Mancini e Bastoni. In mezzo al campo il terzetto che ci ha portato l'Europeo, ovvero quello composto da Barella, Jorginho e Verratti, mentre al fianco del bomber Ciro Immobile, che nell'ultima gara a Palermo ha segnato una doppietta, ci saranno un Domenico Berardi in grandissima forma e Lorenzo Insigne. Di fronte agli azzurri la Macedonia guidata dal commissario tecnico Blagoja Milievski, che non potrà contare sul napoletano Elmas, squalificato, ma schiererà Alex Trajkovski, vecchia conoscenza del pubblico palermitano, in quanto ha indossato la maglia rosanero in diverse stagioni. Tuttavia, la falange balcanica non dovrà soltanto affrontare la formazione campione d'Europa in carica, ma dovrà vedersela anche con i 32.000 che si siederanno sugli spalti del Renzo Barbera, pronti a spingere i propri beniamini alla ricerca di una vittoria che, se dovesse arrivare, ci porterebbe appena a 90 minuti dal ritorno ai mondiali dopo il fallimento di 4 anni fa.